Bentrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Un motociclista di 29 anni ha investito una donna in sella a uno scooter ed è scappato via. Il sinistro è avvenuto in via Roma, a Palermo, nelle vicinanze di Corso Vittorio Emanuele. Dopo l'impatto, il giovane, a bordo di uno scooter Honda SH, non ha prestato soccorso alla donna e si è dato alla fuga, ma è stato inseguito e bloccato nella zona di Via Oreto dal marito della donna che viaggiava a bordo di un'auto. A seguito di rilievi, il 29enne è risultato avere un tasso alcolemico che superava di 3 volte il limite consentito. La donna è stata invece trasportata all'ospedale civico. È stato assolto dal Tribunale di Trapani perché il fatto non costituisce reato il marsalese Giuseppe Agate, finito a processo perché è ritenuto responsabile dell'affondamento del peschereccio San Marco iscritto nel registro della marineria mazzarese di cui era comandante. Il naufragio è avvenuto nel maggio del 2016 nelle acque delle Egadi. L'imbarcazione colò a picco dopo essersi schiantata contro gli scogli. A bordo il comandante e un marinaio. Gli studenti di tutta Italia domani scendono in piazza per manifestare contro la politica del governo Meloni sull'istruzione. I giovani si mobilitano per la retorica del finto merito e sulla questione alternanza scuola-lavoro. Le città coinvolte sul territorio italiano sono 37, tra cui rientrano per la Sicilia Palermo e Catania. E in chiusura le previsioni meteo per domani in Sicilia: tempo instabile, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, specie al mattino, a carattere di rovescio temporale sui settori centro-occidentali. Le temperature continuano a mantenersi stabili o in lieve flessione, i venti tendenti a forti occidentali con locali rinforzi di burrasca nel pomeriggio. I mari saranno molto mossi su tutti i bacini occidentali e meridionali. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10. Buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.